Cari amici, ben ritrovati. Oggi vi porterò con me a fare un giretto lungo l'argine del But che costeggia, se così si può dire, Tolmezzo. Io adesso sto provenendo dalla direzione di Cavazzo, ho appena attraversato il ponte di Avons. Davanti a me c'è l'abitato di Tolmezzo. Ora imboccherò la pista ciclabile, ho già fatto un video dove ve la illustro tutta, quindi se vi interessa vedere questa pista ciclabile vi rimando a quel video. E poi raggiungeremo l'argine del But. Vi faccio vedere una curiosità che mi ha sempre incuriosito, perché per immettersi nella pista ciclabile c'è una mini pista ciclabile. Non so come spiegarvela, ve la faccio vedere. Procediamo e guardate voi, sarà lunga 15 metri? Partiamo e lo scopriremo. Ed eccoci qui, abbiamo visto questo piccolo primo pezzo di questa mini pista ciclabile. Ora attraverseremo la strada appena non passano le macchine e ci immetteremo nella pista ciclabile che riprende da qui. Bene, siamo nella pista ciclabile, adesso procederò verso l'argine del But. Seguitemi perché a un certo punto dovremo uscire dalla pista ciclabile e passare a un cavalcavia. Probabilmente l'argine ghiaioso e sassoso del But sarà molto più scorrevole rispetto a questo pezzettino di pista ciclabile. Buche, radici, crepe, vabbè, continuiamo, altre mega radici. E sono fastidiosi i mountain bike, guardate che ruote ho di mountain bike. E poi gli automobilisti si chiedono come mai i ciclisti, quelli in bici da corsa, non percorrono le piste ciclabili. Se sono tutte così ci sarà un motivo, no? Ma continuiamo, non vuole essere un video polemico, voglio farvi vedere altre radici, quanto è bello questo percorso. Ecco, ora fate attenzione perché dovremo subito girare a gomito a sinistra. Ecco, qua si deve girare subito per il cavalcavia. Questo cavalcavia non è molto percorso, però è percorso anche da macchine, quindi bisogna fare attenzione. Ed eccoci, siamo qui nello spazio antistante il poligono di tiro di Tolmezzo. Il nostro percorso comincia proprio da qui. Partiamo! Da quella parte c'è la frazione di Tolmezzo di Caneva e invece da quest'altra parte qua c'è Tolmezzo. Adesso passeremo a fianco all'ospedale, ci metteremo in una pista ciclabile che vi ho sempre fatto vedere nell'altro video di cui vi parlavo e arriveremo al ponte di Caneva e il nostro giro si concluderà lì. Ecco, il fondo è un po' accidentato e poi sono un po' imbranato perché sto guidando con una mano, con l'altra tengo la telecamerina
quindi mi tocca andare lentamente, ma spero che vi godiate il paesaggio. Siamo arrivati a uno dei parcheggi dell'ospedale, qua alle mie spalle c'è il torrente But e ora ci immetteremo nella pista ciclabile sotto la superstrada. Bene amici, fra un centinaio di metri sarò sotto il ponte di Caneva, questa qui è la superstrada. E noi ci salutiamo qui. Questo breve vlog era solo per farvi vedere questo giretto attorno all'argine, a fianco all'argine del But, tra il torrente But e Tolmezzo. Bene, vi ringrazio per avermi seguito anche in questo video. Un saluto in bici da Lucoral.